Siamo qui al Paladante dopo il derby tra Trissino e Valdagno che appunto è finito con la vittoria del Trissino. Quali sono le sensazioni del giocatore Cocco che intervistiamo questa sera post partita? Vabbè, intanto buonasera a tutti. Credo che è stata una bella partita alla fine, soprattutto il primo tempo che siamo rimasti in partita bene, credo. Abbiamo peccato un po' come le ultime partite nella realizzazione e penso che dobbiamo migliorare in questo lato, perché alla fine le occasioni le abbiamo avute per tenerci in partita fino alla fine e poi loro sono stati bravi a realizzare quelle che avevano e va così. Quindi ecco, un po' questo. Quali sono secondo te quindi esattamente i punti di forza o le carenze che magari sono emerse durante questa partita? No, beh, punti di forza credo che rispetto alle ultime partite siamo stati molto più uniti, più gruppo e non abbiamo, diciamo, mollato. E niente, i punti deboli alla fine bisogna sempre, ce ne sono tanti, bisogna sempre trovare la quadra per migliorarli. Cercheremo di lavorare in settimana come abbiamo fatto fino ad oggi. C'è tanta strada da fare, però siamo sulla quella giusta, penso. Certo, infatti siete molto determinati. Ti ringraziamo e ti auguriamo comunque tanta buona fortuna a te e a tutta la squadra. Grazie, grazie.